Amici cari, amici del Master la pizza, buongiorno. Un bacione a tutti e un brindisi sempre alla salute di tutti. Avete fatto un buon Natale? Me lo auguro che avete fatto un buon Natale felice, in famiglia, tutti quanti bello uniti. Come una volta. Noi dobbiamo riprenderci la salta zitta tu. Stai zitta tu, ci dobbiamo riprendere la libertà, questa è bella, deve essere libero pure tu, ma non esagerate, hai mangiato già, ci ti sembra che niente come mangiare, tutto quello che mangi, ma c'ha la sua pappa, come vi ho detto. Io sto facendo una gustatella di maiale, e mi è rimasto un po' di insalatini forse, a me mi piace assai, e se mangia stimato proprio la gustatella di maiale, perché secondo me la gustatella di maiale è proprio la morta subito, la insalatina di forza. È saporita, a me mi piace assai, state zitti. Prima, ieri l'ho mangiato con baccalà, ho mangiato grigliato, due pelli di baccalà, uno vecchinato. E ora ci faccio una gustatella di maiale, e poi mi metto un po' vicino al computer, e poi eventualmente scendo con calma, faccio una bella passeggiata. L'importante è che non piove, infatti fa freddo ma non piove, non sta piovendo, fortunatamente non piove, per pure poco. No, non sta piovendo, non sta piovendo. Fa un po' di freddo ma non piove, infatti ho messo questo maglione qua per mantenere bello caldo. E volevo ringraziare agli amici che mi hanno telefonato oggi, due carissimi amici, Alfredo Folliero da Roma e Luigi Savino da Perugia, perché lei è militare e sta lavorando lì a Perugia, in caserma, e ci hanno fatto una bella discussione. Una discussione per quanto riguarda la quotidianità, e pizze, e ristoranti, un po' di questioni politiche, abbiamo espresso le nostre opinioni e mi ha fatto veramente piacere. State zitti, ricevere queste telefonate. Io vi chiedo scusa, vabbè, per quanto riguarda il mio scritto su Natale in casa con io che ho fatto in Rai, è stato uno schifo. Qualcuno ha fatto un pochino di critiche, mi vogliono ringraziare, che hanno fatto una cosa napoletana, ma che volete ringraziare? Ma chi volete ringraziare? Quelli sono da condannare, hanno distrutto Edoardo, l'hanno distrutto, ma che esisteva Edoardo, ma va a morire, e qua non facevano, è stato uno schifo totale, perché come ho sempre detto Edoardo poteva interpretarlo solo Edoardo, non ci sta niente da fare. Edoardo sta in dove da sempre, io da ragazzo ho ammirato Edoardo, frequentavo il San Ferdinando, qualche volta mi è capitato di vedere qualche prova, essendo il custode amico di mio padre, mi faceva così, stramacchia, ma Edoardo è un monumento, tutti gli altri sono attori, ma tenete una cosa ben presente, Edoardo è il genio. Ma non mangiare questo tanto la inglese. Un saluto a tutti, auguri ancora di buona festa. Ma poi teniamo ancora chi invece sono, non vi preoccupate.